Lamberto, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi passiamo davanti al canton e ci accorgiamo che ci sono dei ragazzi che stanno ballando e siamo rimasti lì un bel momento a guardarli perché ballavano in un modo così bello, così libero, così leggero che era una poesia vederli. E lì in quel momento ho capito che Chiara non soltanto era la nuova ragazza di Lamberto, ma era la persona che lo faceva sentire veramente se stesso. Ed è questo che io auguro a loro, di avere una vita insieme come quella sera al Canton. Continuate a ballare e quella felicità che avete avuto quella sera che vi possa accompagnare per tutta la vostra vita insieme, ragazzi. Auguri!